Più manager per piccole e medie imprese uguale successo. È il progetto lanciato da Confindustria Venezia Rovigo in collaborazione con Federmanager e ForManager, attraverso il quale permettere alle imprese di sviluppare specifici settori aziendali e mantenere elevata la propria competitività nei mercati nazionali ed esteri. Ciò avverrà attraverso l'affiancamento gratuito di una figura dirigenziale per un periodo di 30 giorni con specifiche soft skills in materia. Le soft skills che sono richieste dalle piccole e medie imprese derivano tutte quante dal mondo della innovazione tecnologica, della digitalizzazione e dei problemi di mercato, compresa l'internazionalizzazione. Alla figura specifica del manager, una piccola e media impresa cosa richiede? Richiede quel contributo al cambiamento, un cambiamento sia di modello organizzativo, di tecnologie, ma soprattutto di mentalità e di approccio. Indica il bisogno e indica il fatto che siamo sulla strada giusta quando qualche settimana fa abbiamo avviato una task force interna alla nostra associazione per gestire i fenomeni e favorire i fenomeni di aggregazione attraverso reti o filiere di piccole e medie imprese, e con il passo odierno riteniamo di completare quello che è questo essere a fianco dei nostri associati. Dai dati del nostro osservatorio emerge con forza che circa il 50% degli imprenditori nei prossimi 3 anni cercherà di rivolgersi a competenze manageriali. Per noi è un esperimento molto importante perché abbina al concetto della crescita dell'azienda, dello sviluppo della crescita competitiva dell'azienda, il concetto della rete, della filiera, perché questo progetto tende ad affiancare i manager anche alle aggregazioni tra le imprese. Qual è l'importanza di questo progetto nella prospettiva di fare rete? Crescere assieme per affrontare i mercati ed essere più competitivi a livello globale.